Le 8 del mattino, martedì 19 maggio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci, ci vediamo tra poco con la rassegna stampa. Proprio così infatti, ma intanto iniziamo. Entra nel vivo la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. C'è stata ieri la visita del ministro Urso che ha dato un ulteriore impulso in questa direzione. Ma sentiamo e vediamo i particolari. Da Abu Dhabi ai Benetton si allunga la fila dei pretendenti all'aeroporto di Catania, un affare da oltre $500 milioni per acquisire la maggioranza della società che gestisce il quinto scalo italiano con un traffico di 12 milioni di passeggeri e in continua crescita e quello di Comiso. Con il via libera del Ministero entra nel vivo la procedura per la privatizzazione. Per il governo qual è il migliore offerente? Quello che più metterà in campo risorse e progetti per rendere questa hub aeroportuale un competitore a livello globale. Nonostante i conflitti che interferiscono con le rotte del greggio, il ministro si dice fiducioso. Riteniamo che il carburante sarà sufficiente per garantire il trasporto aereo nel nostro Paese e che questo sarà per la Sicilia, per il nostro Paese, un anno di crescita. Il futuro partner sarà chiamato anche a sostenere un piano infrastrutturale ambizioso, 340 milioni di euro che includono l'interramento della linea ferroviaria per permettere la costruzione di una nuova pista di volo più lunga. Il Terminal Morandi sta per essere completamente demolito, quindi stiamo completando la demolizione, abbiamo già l'approvazione per tutti i nuovi progetti, quindi per la realizzazione del nuovo Terminal B. Senza contare il necessario impulso alle infrastrutture della città. Ho chiesto già un appuntamento col Presidente della Regione perché si trovi un'alternativa alla tangenziale, visto che non può essere realizzata la terza corsia. Nello stesso tempo altre opere devono essere terminate quali la metropolitana. Entro giugno la manifestazione di interesse, poi la fase politica con i soci che dovranno scegliere se vendere o meno le proprie quote. La procedura dovrebbe concludersi entro l'anno. Quello della privatizzazione degli aeroporti di Catania, Comiso, ma anche quello di Palermo, se ne discute tanto in questi giorni, sono dei temi da un punto di vista economico importantissimi. Sì, perché si tratta di grossissimi affari, sentivamo da $500 milioni e ieri, a bene dire, questa procedura che sta entrando nel vivo, c'era appunto il ministro Urso, il titolo sulla Sicilia è il piano di volo di Urso, gli aeroporti ai privati per far crescere la Sicilia. Il ministro benedice l'iter di cessione delle quote di SAC, Fontanarossa assieme a Comiso diventerà l'hub del Mediterraneo e sugli effetti della crisi energetica Urso si è detto fiducioso, l'abbiamo sentito, riserve sufficienti per quanto riguarda i carburanti. Secondo Urso la cessione di almeno il 51% ai privati potrà fare dello scalo di Catania e di Comiso la piattaforma aeroportuale più significativa dell'Europa mediterranea e questo darà nuovo impulso di crescita a tutto il territorio. Fra l'altro il ministro, che è il ministro dell'Industria, ha citato i casi di cui si parla spesso, l'ST Microelectronics con il suo investimento da 5 miliardi nel carburo di silicio e poi la Tresan con il più grande impianto per produrre pannelli fotovoltaici. Secondo Urso anche il complesso industriale di Termini Imerese, città in cui fra l'altro si voterà a breve, potrà partecipare al rilancio e quindi diciamo dal punto di vista del ministro, esponente del governo, grande ottimismo per lo sviluppo della Sicilia. Adesso ci occupiamo di crisi idrica perché come sempre in questo periodo dell'anno, nonostante l'inverno sia stato piuttosto piovoso, cominciano a esserci, e non solo in questo periodo dell'anno, dei problemi di approvvigionamento. La Procura di Agrigento è una delle città che soffre maggiormente la crisi idrica, in una nota fa un richiamo alle autorità e sottolinea che l'acqua è un bene pubblico e essenziale. Ed in particolare il procuratore Di Leo che avverte la fornitura non autorizzate possono diventare reato e mettere a rischio la salute pubblica. E sentiamo i particolari.
Acqua pubblica, salute a rischio e possibili reati. La Procura di Agrigento interviene con parole durissime sulle polemiche che stanno infiammando Canicattì e altri comuni della provincia di Agrigento per l'emergenza idrica. Il procuratore Giovanni Di Leo richiama tutte le autorità coinvolte al massimo impegno per garantire il servizio idrico integrato nel rispetto delle regole e della sicurezza sanitaria. L'acqua è un bene pubblico essenziale e appartiene allo Stato, scrive il magistrato. Per questo l'acqua destinata ai cittadini deve essere controllata, certificata e potabile. La Procura lancia anche un avvertimento preciso: ogni fornitura o distribuzione non autorizzata fuori dai canali ufficiali può configurare reati e, in caso di acqua non salubre, mettere seriamente a rischio la salute pubblica. Di Leo punta poi l'attenzione sulle situazioni urbanistiche irregolari e sugli abusi edilizi tollerati nel tempo, condizioni che, secondo il procuratore, non possono giustificare deroghe ai controlli sulla qualità dell'acqua. Infine, il monito conclusivo, chi ha il dovere di vigilare, potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali omissioni. E allora, c'è anche l'intervento dunque della Procura di Agrigento su quello che è il tema della crisi idrica. Sì, ed è un monito quello del procuratore che arriva in un clima particolarmente infuocato, con le opposizioni che chiedono chiarezza, con le istituzioni divise, le imprese decise a proseguire la protesta. Si colloca questo intervento forte del procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, che rompe gli indugi e richiama tutti all'ordine, ricordando che la strada da seguire è quella della legge. Il capo della Procura agrigentina ha scelto di diffondere questa dichiarazione ufficiale molto diretta, che non lascia spazio a interpretazioni, sostenendo che il servizio pubblico è un servizio essenziale e deve essere gestito nel pieno rispetto della legge, senza eccezioni e senza scorciatoie. E si è rivolto tanto agli enti locali quanto agli operatori del settore. È dovere specifico delle autorità preposte ad ogni livello assicurare che l'acqua per uso civile e potabile sia fornita e distribuita dopo essere stata sottoposta a controlli volti a stabilirne la provenienza, la salubrità e la potabilità. Ogni altra acquisizione, ha detto il capo della Procura, fornitura, trasporto e distribuzione non regolarizzata secondo quanto previsto dall'autorità, costituisce uno specifico differente reato e può esporre coloro che la utilizzano a gravi rischi per la salute. Insomma, è un chiaro monito che arriva mentre appunto c'è grande contestazione sulla gestione dell'acqua ad Agrigento. Adesso la cronaca ci porta a Catania, perché un uomo di 48 anni è entrato a casa di una giovane donna, una 29enne, siamo a Cibali, e ha tentato una aggressione sessuale. I carabinieri poi, mentre lui tentava la fuga, lo hanno anche salvato dagli abitanti del quartiere che avrebbero voluto linciarlo. Ma vediamo i particolari. Ha fatto irruzione in casa di una donna mentre era sola, aggredendola e tentando di violentarla. Attimi di terrore nel quartiere Cibali di Catania, dove una 29enne è riuscita a lanciare l'allarme al 112 durante l'aggressione. I carabinieri arrivati in pochi minuti nell'abitazione hanno raccolto il racconto shock della vittima e dei residenti richiamati dalle urla provenienti dalla casa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressore, un 48enne catanese, si sarebbe introdotto abusivamente nell'appartamento per poi aggredire la donna a sfondo sessuale, per poi fuggire dopo la chiamata della donna al 112. I militari lo hanno rintracciato poco dopo, ancora nelle vicinanze del luogo dei fatti, registrando momenti di forte tensione durante il fermo. Alcuni cittadini, infatti, appresa la notizia dell'aggressione, hanno circondato il 48enne manifestando la volontà di un linciaggio. I carabinieri hanno dovuto proteggerlo dalla folla e metterlo in sicurezza prima di trasferirlo in caserma. Per lui è quindi scattato l'arresto in flagranza con le accuse di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. Ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Beh, è un fatto sicuramente quantomeno singolare, l'aggressione in casa all'improvviso di un uomo che entra
a casa di questa certo, ragazza. che sicuramente crea molto allarme. La notizia la troviamo sulla Sicilia, lui è un 48enne che è finito in manette per tentativo di stupro, perché la vittima è riuscita a chiamare il 112 a chiedere aiuto. È successo nella zona di Cibali e solo per la resistenza della donna, questa 29enne, gli abusi non si sono concretizzati. La donna si è trovata in casa l'uomo che l'ha prima aggredita, poi ha tentato di stuprarla. Fortunatamente è riuscita a prendere il cellulare per chiedere aiuto, ha chiamato il 112 gridando che qualcuno si era introdotto, una persona che voleva farle del male. Sono subito arrivate le gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile e l'uomo è stato arrestato. L'intervento appunto è nato dopo il 112, come ci raccontava la collega Ferlito, quando sono arrivati hanno accertato che il 48enne era riuscito a introdursi nell'abitazione. Hanno raccolto le prime dichiarazioni della vittima e di alcuni testimoni. L'uomo è stato bloccato e alcuni vicini, richiamati dalle urla della donna, una volta saputo quello che era accaduto, insomma, hanno manifestato forte ostilità. Insomma, c'è stato un tentativo di linciarlo, qualcuno ha anche tentato di colpirlo. I carabinieri però sono riusciti a farlo entrare in auto e accompagnarlo negli uffici dei carabinieri per gli accertamenti. E adesso voltiamo ancora pagina perché parliamo di ristori legati non soltanto al ciclone Harry ma anche alla frana di Niscemi. Hanno già superato quota 14 milioni di euro le domande che sono state presentate. Comunque c'è ancora molta preoccupazione, c'è tanta preoccupazione tra commercianti e imprenditori, in particolare a Niscemi. Denunciano ritardi, le zone rosse sono ancora attive e le attività che sono bloccate da mesi. Non è ancora esaurita la disponibilità dei fondi, ma il plafond da 18 milioni di euro introdotto dalla regione siciliana è già vicino al tutto esaurito. A meno di una settimana dall'apertura della piattaforma IRFIS, le richieste presentate dalle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi hanno già superato quota 14 milioni di euro. Sono 57 le aziende che hanno avviato la procedura per ottenere gli aiuti previsti dal Fondo Sicilia, destinati alla fase della ripartenza dopo l'emergenza. Le imprese che hanno denunciato i danni ai comuni o alle protezioni civili potranno accedere a contributi fino a 400.000 euro con copertura totale delle spese, il 60% attraverso un finanziamento a tasso zero, il restante 40% a fondo perduto. Ma accanto ai numeri dei ristori resta aperto il fronte delle attività ancora paralizzate dalle restrizioni. A Niscemi alcuni imprenditori hanno ricevuto circa 19.000 euro di sostegno economico, sia per chi ha già rialzato la saracinesca sia per chi invece continua a restare chiuso, attività divise spesso da pochi metri ma anche da regole diverse. Sono in un limbo, non so nemmeno se mi potrò delocalizzare o rimanere qui. Da una parte della strada si lavora, dall'altra no. A fare la differenza è ancora il perimetro della zona rossa che continua a tenere bloccati alcuni locali commerciali. Gli imprenditori chiedono una revisione delle limitazioni e tempi certi, ma col passare dei mesi cresce il timore che la situazione possa restare immutata. Ha già più di 3 mesi che questa piccola speranza si sta un po' spegnendo. Giustamente io vorrei sapere cosa dovrò fare, perché rimanere 4 mesi senza lavoro non si può andare così. Nel frattempo, tra pratiche burocratiche, attese e incertezza, c'è chi spera di poter tornare presto al lavoro e chi invece teme di dover ripartire da zero. Vediamo anche la situazione tra frana di Niscemi e anche ciclone Harry. Qual è il punto sui quotidiani oggi? Sì, sulla Sicilia troviamo appunto questa richiesta di aiuto, indennizzo uguale per chi ha riaperto e chi no, la protesta di alcuni operatori fermi da quasi 4 mesi per la frana perché non viene calcolato il mancato guadagno ed è una vera e propria odissea quella che vivono da quasi 4 mesi i titolari delle attività produttive chiuse a seguito della frana, 20 in tutto, quelle vicine al centro storico, tra cui pizzerie, pub e bar che ricadono entro i 50 metri dalla linea di frana, quella che è stata battezzata la zona nera, e che non hanno avuto scampo e che malgrado i ristori percepiti dalla regione, parliamo di 19.000 euro ciascuno, continuano a non far dormire sonni tranquilli ai titolari perché lasciati vivere in una realtà post frana che non consente reali
possibilità di ripresa economica e di delocalizzazione e quindi riapertura dei loro locali. C'è poi per esempio il caso di questo imprenditore Antonio Rinnone che dice: ho sempre pagato le tasse allo Stato per le mie 2 attività, ma avendo un'unica partita IVA hanno erogato il ristoro soltanto per una. Paradossi dentro queste vicende. Possiamo andare allora a chiudere la rassegna stampa, quella regionale, con le prime pagine e anche gli approfondimenti. Sì, allora partiamo dalla Repubblica Palermo, finanziamenti e assunzioni, la partita del voto sugli aeroporti, previsti investimenti per 1 miliardo di euro, sfida nel centrodestra per le poltrone dei consigli di amministrazione. Il ministro Urso, l'abbiamo già visto, rilancia sulle privatizzazioni, il PD lo attacca, la sua è solo propaganda. E poi c'è il commento di Vito Riggio, ex presidente dell'ENAC, che dice: i nuovi scali sono gli annunci di chi fa clientelismo. E poi c'è il caso, diciamo, di Agrigento, che andrà alle urne, si prepara al voto di domenica e lunedì tra faide e veleni. Vediamo anche questo approfondimento, gli affari silenziosi dei clan Lo Piccolo dopo i colpi di mitra, la vicenda dell'italo-belga che cerca personale ma chiede ai candidati di portare il certificato antimafia dopo le vicende di cui ci siamo occupati anche noi da settimane. Vediamo la prima pagina della Sicilia. Urso, aeroporti ai privati, il ministro in visita a Catania, è la rotta giusta, esalta l'iter per SAC che fornisce impulso alla crescita. E poi ci sono ancora nuove rotte, Wizz Air rilancia, portiamo turisti ma negli scali costi troppo alti. Abbiamo visto il monito del procuratore di Agrigento con l'illegalità, salute a rischio, e poi la denuncia revenge porn con il fantasma Messina Denaro era mio vicino, lo vedremo meglio poi nelle pagine all'interno. Il Giornale di Sicilia invece fa un'intervista al presidente del tribunale Morosini che dice: più coraggio contro il racket. Il presidente del tribunale invita a non fermarsi alla lettura immediata degli ultimi episodi di estorsioni. La risposta investigativa per lui è indispensabile ma non basta, servono denunce, collaborazione e un lavoro più profondo sui quartieri dove la criminalità trova la nuova manodopera. Per questo, spiega Morosini, trova importante l'iniziativa di Edio Pizzo e le forme di denuncia collettiva, e aggiunge: a Palermo forze dell'ordine e magistratura hanno collaudato metodi che garantiscono riservatezza soprattutto nella fase delle indagini, determinate informazioni restano custodite, quindi è implicitamente un invito a denunciare. Il punto è non lasciare isolati quelli che sono stati colpiti, serve una nuova prova di coraggio e impegno da parte di tutti. E poi qui troviamo anche la fotonotizia dedicata al capocannoniere Po Giampalo che è stato ingabbiato dai difensori del Catanzaro. Inzaghi rimescola le carte, playoff e domani sera la sfida di ritorno al Barbera con il Catanzaro dopo la batosta del 3-0. Vediamo adesso anche la Gazzetta del Sud, c'è questa altra storia a lieto fine, sarà scarcerato il libico Farage, sì al processo di revisione, era stato accusato ingiustamente, adesso ha ricevuto la grazia del Presidente e torna libero. Andiamo adesso a vedere le pagine interne. Parlavamo appunto degli aeroporti, c'è questo articolo di Repubblica: la partita degli aeroporti diventa asset elettorale, Urso rilancia la privatizzazione, Salvini il progetto di Licata, in ballo 1 miliardo di euro, sfida a destra per le poltrone nei CDA. Ma dicevamo del commento di Riggio che fra l'altro entra sulla proposta dell'aeroporto per Agrigento lanciata da Matteo Salvini. Lui non ci crede a questo progetto. Ricordiamo che è stato per 15 anni alla guida dell'ENAC, quindi uno profondo conoscitore di questo settore. Gli chiedono: non serve un altro aeroporto in Sicilia? Lui dice: bisogna vedere se c'è un piano industriale, se si sono fatti i conti, se c'è un'autorità tecnica come ENAC che ha validato il progetto. Potrebbe essere solo un annuncio. Secondo me in Sicilia non c'è spazio neanche per Trapani e Comiso, che hanno dimensioni troppo piccole. Per questo a Trapani c'è una sorta di monopolista che è Ryanair, che va lì senza pagare neanche €1.
E questo appunto è il commento di Vito Riggio. E poi abbiamo il caso della flottiglia, la nuova flotta diretta a Gaza che è stata ancora una volta bloccata dall'IDF. A bordo c'erano anche attivisti italiani che sono stati sequestrati e fra loro anche un catanese, Alessio Catanzaro. La Sicilia ha intervistato il padre di uno dei rapiti che riferisce: abbiamo visto l'arrembaggio e poi il buio. Alessio è nato a Bologna ma è di origini catanese per via del padre, e tra gli italiani rapiti dalle forze israeliane a raccontare l'accaduto è il padre Raimondo Catanzaro, illustre professore universitario che ha insegnato sociologia a Catania. Ieri mattina intorno alle 10 il figlio gli ha telefonato per avvertirlo che gli israeliani stavano circondando la barca, il Cactus, di cui lui è il comandante. Subito loro hanno acceso il tracker per capire che cosa stava succedendo e ci sono anche dei brevi video di questo assalto, l'ennesimo alla flottiglia. E poi vi dicevamo c'è questa storia del libico Farage che è in carcere accusato di essere lo scafista di una di quelle imbarcazioni che solcano il Mediterraneo. È stato condannato a 30 anni perché portò fino alle coste siciliane un barcone dove morirono asfissiati 49 migranti, l'ennesima strage nel Mediterraneo. Adesso c'è il sì al processo di revisione. Lui, che è un ex calciatore, ha sempre negato tutto e nel dicembre scorso era stato anche parzialmente graziato dal presidente Mattarella. Vediamo poi questa inchiesta di Salvo Palazzolo sulle recenti intimidazioni a colpi di mitra, abbiamo visto nelle borgate di Palermo, e lui avanza un sospetto, cioè che dietro il fragore dei mitra ci sia in realtà la mano dello piccolo che continua a fare i loro affari in silenzio, e cioè che questi Kalashnikov in realtà sono soltanto un'arma di distrazione, perché a maneggiarli in maniera tra l'altro anche maldestra, come si vede chiaramente in un video, riferisce il giornalista, ci sono degli emergenti, le espressioni emergenti più legate all'esibizionismo dei social che alle regole della criminalità organizzata, mentre i mafiosi, quelli veri come Calogero Lo Piccolo, Cugini Biondino, stanno a guardare o meglio ancora fanno in pace i loro affari. E poi vediamo la faida nel centrodestra, si va per le amministrative, la scommessa progressista, Agrigento al voto tra i veleni, ci sono 4 in corsa per il dopo Micichè, cercando di liberarsi dall'onta del fallimento di Agrigento, capitale della cultura. E poi nuovo capitolo dell'Italo-Belga, la società storicamente concessionaria della gestione della spiaggia di Mondello, al centro di una anche vicenda giudiziaria che adesso cerca Bagnini e Cassieri col certificato antimafia. La società, sulla quale pende ancora il verdetto per la concessione di Mondello, fra l'altro mi sembra che proprio oggi il CGA dovrebbe esprimersi sul ricorso, è a caccia di personale per l'estate, quindi sicuramente Mondello vive un'estate di grande improvvisazione. Ti leggo solo l'ultima notizia e poi chiediamo, perché è veramente paradossale: Ritatria, paghi il canone RAI, l'assurdo a 34 anni dalla morte, la vicenda nei giorni in cui l'associazione che ne porta il nome chiede la riapertura delle indagini. Ricordate, è la giovane che si era suicidata dopo aver appreso della morte di Borsellino, che per lei era una sorta di padre putativo. Ci fermiamo, a te Angelo. Fra poco torneremo da te per continuare la lettura dei quotidiani, però quelli nazionali stavolta, con i fatti italiani ma anche internazionali. Adesso andiamo a vedere la situazione del traffico. Cominciamo con le immagini che ci arrivano dalla circonvallazione, il Tondo Gioieni. Stamattina sembra essere una mattinata complicata perché le auto procedono a rilento, almeno da queste immagini dall'alto del Tondo Gioieni. Possiamo dare uno sguardo anche a via Vincenzo Giuffrida, dove la situazione sembra essere un po', diciamo, più tranquilla. Sì, c'è il traffico sostenuto di quest'ora del mattino, però non ci sono ingorghi, non ci sono particolari criticità
Andiamo ad osservare invece la parte bassa della circonvallazione, via Lodorico da Pordenone. Vedete le auto che vanno in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, sono incolonnate, camminano lentamente, mentre invece le altre auto, quelle un po' più a destra nel vostro teleschermo in direzione Ognina, hanno viaggiano con una certa celerità. Ma non abbiamo finito, perché adesso vi mostriamo altre immagini grazie alla nostra regia. Vediamo dove ci portano. Possiamo dare uno sguardo anche, vedete, la playa di Catania vista da lontano, però quella è la situazione che ci mostra e che ci fa vedere qual è la situazione stamattina lungo la costa di Catania. Dal mare siamo in montagna, osserviamo l'Etna, ci sono un po' di nuvole. Se dal versante nord c'è qualcosa. Adesso vediamo anche l'altra parte, ecco, lo vedremo dall'altra parte, dal versante di Taormina, il vulcano con l'Etna che ancora un po' di neve si vede. Questo è il golfo di Taormina. Insomma, abbiamo regalato qualche scatto, qualche fotografia, qualche cartolina della nostra Sicilia questa mattina. Ci fermiamo qui almeno per il momento. Fra poco con Lorena Dolci continueremo a leggere i giornali e saranno quelli nazionali, e fra poco vedremo quali sono i fatti più importanti. Rientriamo in studio, ancora buongiorno Sicilia con la nostra Lorena. Andiamo a vedere adesso le pagine dei quotidiani nazionali. Prime pagine dedicate quasi tutte a questo annunciato attacco all'Iran, poi è arrivato lo stop, vediamo le analisi, che cosa c'è dietro questa sorta di tira e molla, e poi naturalmente anche le indagini sull'attentato a Modena, questa mancata strage per poco, ma naturalmente ci sono molti gravi feriti. Allora vediamo il Corriere della Sera, sull'Iran. Trump dice: ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, vedremo poi perché. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. E qui Donald Trump, 79 anni, in un'immagine con l'intelligenza artificiale realizzata da lui, circondato da vari bombardamenti. E poi troviamo anche qua la notizia che abbiamo dato anche nel regionale: flottiglia, fermati gli attivisti, il ministro degli esteri italiani dice a Israele rilasciateli. Abbiamo visto che fra loro c'è anche un giovane di papà catanese. E poi Salim, il delirio nelle mail, il giovane che guidava l'auto che ha volontariamente investito i passanti a Modena. L'arrestato dice: ho preso l'auto, sapevo di dover morire. C'è un'inchiesta sulle cure psichiatriche a cui era sottoposto prima di sparire, per così dire, dai radar. E poi qui abbiamo l'altra tragedia, quella delle Maldive, la missione finita nel peggiore dei modi. Abbiamo trovato i corpi dei 4 subacquei. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Repubblica, che va oltre l'annuncio dello stop all'attacco, dice: trova i responsabili, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo che chiedono adesso negoziati seri. Sull'energia la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. E poi qui troviamo di spalla i deliri dell'aggressore di Modena, che prima di uscire di casa diceva: sabato sapevo che sarei morto. Anche qui poi troviamo la flottiglia, nuovi blitz di Israele, catturati 14 italiani, e poi le lacrime della giovane schermitrice vittima di violenza al termine della sentenza che ha assolto i presunti violentatori. Lei dice: su di me un'altra violenza. Vediamo poi La Stampa, Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, l'analisi perché Teheran non teme la guerra e continuamente fa fronte a questi attacchi. E poi Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto dell'avvocato, del suo avvocato, dice, riferisce: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Questo giovane era stato in cura al centro mentale di Modena fino al 2023,
poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete, lui che è un musulmano, quindi insomma, veramente un po' fuori di testa. Avvenire fa questa inchiesta sulla malattia mentale, fragilità senza rete. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare i nuovi casi. Carfagna chiede: puntiamo sulle seconde generazioni. E poi vediamo, allora, entriamo nel dettaglio di questo attacco annunciato e poi fermato. Era pronto, ora trattiamo, lo stop appunto è arrivato dai paesi del Golfo, il Presidente rivela i raid sarebbero ripresi oggi, ma se non c'è intesa, continua a minacciare, bombardiamo. Teheran consegna una nuova proposta, riapertura del Golfo di Hormuz e uranio in Russia. Vediamo nel dettaglio quali sono queste proposte. Tra le proposte c'è la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, è una tregua con gli Stati Uniti più lunga e in più fasi. Il nucleare, l'Iran è pronta ad accettare un lungo congelamento del programma nucleare a condizione che l'uranio arricchito venga trasferito in Russia, e poi per quanto riguarda i risarcimenti Teheran ha fatto marcia indietro, non vuole più risarcimenti, mentre chiede la graduale rimozione delle sanzioni e la restituzione dei beni congelati. Quindi queste le nuove proposte sul tavolo. Appunto ancora dei retroscena, contatti segreti tra Sheikh e Mullah, Donald resta solo davanti al bivio e davanti con questo dilemma: uno stallo che sta di sconfitta oppure un'offensiva dagli esiti imprevisti. Questo è il bivio davanti a cui si trova Donald Trump. Ma c'è anche un altro elemento, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia. Per questo negoziato in stallo, il Presidente ha fatto marcia indietro ancora una volta. Abbiamo visto che c'è sicuramente l'intervento e la pressione da parte degli alleati arabi, ma il Presidente avrebbe preso sul serio un'effettiva ripresa della guerra. Secondo i media americani il Pentagono gli ha presentato possibili piani, molti analisti però dicono che i bombardamenti da soli non avrebbero costretto l'Iran ad accettare le richieste americane, quindi siamo stati effettivamente sull'orlo di un nuovo attacco. Stati Uniti e Israele potrebbero lanciare un'operazione delle forze speciali per cercare di prendere le riserve di uranio arricchito al 60% che temono possa essere usato per costruire un'arma nucleare, ma una missione del genere metterebbe a rischio le vite di molti soldati americani. Tutto questo accade nel contesto di sondaggi che continuano a mostrare che la guerra è impopolare negli Stati Uniti. Quasi 2/3 dei 1500 americani interpellati in un sondaggio affermano che iniziare questo conflitto è stato un errore e oltre la metà si dice contrario a riprendere gli attacchi. Sondaggi che, come sapete, i presidenti americani, Trump non è da meno, consulta sempre attentamente. Nel frattempo cosa succede sull'altro scenario? Gasdotti, ce lo racconta il Corriere della Sera, gasdotti, affari e giochi di potere, Putin da Xi cerca di rassicurazioni. Xi che ha ricevuto la visita di Donald Trump, adesso Putin vuole sapere insomma cosa è successo, Zelensky accusa, soggetti USA fanno affari in Crimea. Torniamo in Italia per appunto no, non torniamo in Italia perché questo è l'attacco alla flottiglia, medici, ricercatori e velisti. Ecco i fermati dall'ADF, i video social prima dei blitz. Vedete, tra questi c'è anche Alessio Catanzaro, 30 anni, di Bologna, ma figlio di papà catanese, giornalista, pubblicista, dottorando in fisica a Lucca e tra i giovani che hanno partecipato alla flottiglia, anzi lui era il comandante di una nave, il Cactus, e proprio nel momento dell'abbordaggio erano in collegamento con i parenti, nel frattempo cortei di protesta. Veniamo adesso alla strage di Modena. El Cudri, l'attentatore, dice al suo avvocato: sapevo di dover morire, le indagini sulle cure interrotte. Lui dice: merito il carcere, i genitori si scusano, non abbiamo parole per chiedere scusa. Vorrei chiedere scusa, dice El Cudri, ma
per la gravità di quel che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste né in arabo né in italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna. Parla il papà di Salim El Khudri. Il papà è laureato in letteratura, anche se in Italia fa l'operaio metalmeccanico. Lui e la moglie da sabato pomeriggio sono annichiliti dalla vergogna. Il legale dice, dopo l'interrogatorio, vorrei che rispondesse al giudice, ma è davvero in stato confusionale. Uno stato confusionale che emergeva anche da una serie di mail scritte all'università. Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, poi chiedeva scusa, prima chiedeva di farlo lavorare come impiegato e non magazziniere, scrive, è vicino a Modena, non lontano, dove mi rimangono in tasca 500 euro e poi ancora qui vedete, scriveva sempre all'università, voglio lavorare, e poi ancora insulti ai cristiani. Poi però, e questo dimostra appunto il suo stato mentale, mi dispiace per la maleducazione, chiedeva scusa. E come abbiamo visto sia l'Avvenire che anche Repubblica approfondiscono sul mondo della salute mentale, senza fondi e personale, odissea cure psichiatriche e chi molla resta solo. C'è poi la tragedia delle Maldive, individuati gli altri sub, il recupero in 2 tranche, laggiù si lotta contro il tempo perché anche uno dei soccorritori, sappiamo, ha perso la vita. E poi la cronaca in Italia, Napoli getta 2 donne giù dal secondo piano, l'ombra del serial killer. I femminicidi nello stesso edificio a 24 ore di distanza erano prostitute, avevano cambiato idea sul prezzo. E poi la vicenda di Fernanda, l'abbiamo accennato nei titoli, Fernanda piange in aula dopo che i suoi, quelli che lei aveva accusato di averla violentata, sono stati assolti e promette lotterò per tutte le donne dello sport e per la prima volta ha scelto anche di mostrare il suo viso. Ci fermiamo qui, di nuovo a te Angelo. Grazie Lorena, con te ci ritroviamo più avanti nel corso di Buongiorno Sicilia, ma intanto vi do un aggiornamento perché a Palermo i carabinieri di Monreale, impegnati contro le truffe del cosiddetto finto carabiniere, hanno arrestato 6 persone, tutte tra Geraci Sicolo, Castelbuono e anche Misilmeri. Il modus operandi dei truffatori è sempre lo stesso, c'è un contatto telefonico degli anziani annunciando un problema giudiziario di un parente e poi la richiesta di denaro. E in caso l'anziana contattata non è caduta in questo inganno e ha denunciato tutto ai carabinieri, quindi che hanno poi arrestato queste 6 persone. Ci fermiamo, ma per pochissimo restate insieme a noi perché fra poco con noi sarà il primo ospite del mattino, sarà con noi Giuseppe Claudio Carbonaro per un progetto che riguarda proprio Sant'Agata, ma questo fra pochissimo. Allora, eccoci in studio, come detto, come annunciato, con noi c'è il dottore Giuseppe Claudio Carbonaro. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi perché stamattina andiamo alla scoperta di una Sant'Agata diversa. Grazie, come ci raccontava prima di andare in onda, all'intelligenza artificiale, ma non solo grazie a questo. L'obiettivo di questo documento video che è stato presentato nella giornata di ieri dal titolo Alla scoperta di una fanciulla di nome Agata è quello di conoscere, fare conoscere una Sant'Agata anche diversa, no? Grazie alle nuove tecnologie. Sì, è vero. Dobbiamo attingere alle nuove tecnologie che devono portare al bene. Ecco perché in questa occasione l'intelligenza artificiale è servita per preparare un documento che al momento è inedito, perché mi sento di dirvi che è stato preparato e voluto dalla mia persona. Sono un devoto per grazia ricevuta, quindi indosso il sacco dalla nascita e quindi a me piace anche l'arte ed ecco che ho sempre osservato l'iconografia su Sant'Agata che ricorda il suo martirio, oppure quando ha ricevuto il velo per la sua consacrazione alle vergini consacrate. Ma mancava tanto altro ed ecco il mio pensiero iniziare da una famiglia romana
lei che nasce in una famiglia romana, lei che riceve il velo, lei che subisce il martirio nella nostra Catania. E per completare, dato che viviamo quest'anno il Giubileo agatino, il rientro delle reliquie qui a Catania da Costantinopoli, ho voluto anche ricordare con delle slide e quindi con un'iconografia diciamo cronologica il rientro delle reliquie qui a Catania. Allora, noi abbiamo, possiamo fare vedere un breve tratto, sì. Un breve segmento di questa produzione e poi ne parliamo. Intanto lanciamo, certo. grazie alla regia, facciamo vedere il video questa mattina. Agata. Questo documento custodisce il racconto che la tradizione ci ha consegnato sulla vita e sul martirio di Sant'Agata, vergine forte nella fede e ardente nell'amore per Cristo. Le immagini iconografiche sono state realizzate con l'intelligenza artificiale. Allora, è una presentazione quella che stiamo ascoltando di quello che poi offrirà, diciamo, il video di una durata di una ventina di minuti. Lei diceva che anche questo progetto si inserisce in quelli che sono i festeggiamenti dell'anno giubilare di Sant'Agata. Sì, certo. Festeggiamenti che, ricordava lei, hanno in estate, quest'anno avremo una specialissima Sant'Agata d'estate con il rientro proprio per l'appunto delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli. Ci sarà anche una processione particolare che partirà per chi è chiaramente di Catania, da Via del Rotolo, diciamo così, esatto. Insomma ci sono tantissime iniziative che proseguono, che vanno avanti. Un attimo vorrei vedere questa bella immagine che è stata realizzata, sì. Sant'Agata bambina. Qui ricorda Sant'Agata bambina, io l'ho pensata come bambina che cresce in una famiglia cristiana e poi si consacra, come vedete, si consacra con il velo. È molto importante che tutte le immagini che seguono il video poi sono commentate da una voce narrante e anche la voce di Sant'Agata, quindi di una signora che ha prestato la sua voce per Sant'Agata. Dicevo che questo prodotto che lei ha ideato vede la collaborazione di tante persone. Certo, certo. Da un progetto poi che era molto rigoroso già sulla mia persona, ad andare a raccontare la tradizione, ciò che ci lascia la tradizione, poi mi ha permesso di incontrare delle persone meravigliose. Non so, ho avuto il piacere di incontrare la storica, la professoressa Cristina Soraci dell'Università di Catania, professoressa di storia antica di Sicilia, che grazie al suo apporto sono riuscito anche a dare, ecco, quel più a questo testo, a questo mio lavoro. E poi anche importante la serata di ieri alla presentazione, ho avuto il piacere, grazie a Sua Eccellenza che ha voluto fortemente questo evento, ad avere con me il vicario generale. Abbiamo avuto anche il vicario per la cultura, quindi anche tutti coloro che hanno collaborato, dalla voce narrante al musicista. Ci sono delle musiche che vi consiglio di ascoltare perché il maestro Schinocca è stato bravissimo. Allora, io devo dire che Sant'Agata ha sempre, conosciamo tanto, quasi, insomma, non tutto della storia di Sant'Agata. Lei stamattina ci ha regalato e ha regalato a tutti questo documentario, diciamo che è un documentario, è un bel documentario su quella che è una Sant'Agata che da bambina si avvicina e poi insomma fa un suo percorso. E a proposito diciamo, di quello che ci aspetta, perché noi Sant'Agata con le nostre reti la seguiamo e la viviamo in maniera totale a 360 gradi, poi chiaramente nei giorni della festa abbiamo queste lunghissime dirette che portano Sant'Agata non solo sul territorio siciliano ma anche all'estero. Per quella che è stata ieri sera la presentazione, per quello che avete vissuto, avete potuto vedere, che tipo di diciamo, riscontro, feedback? Lei prima faceva riferimento all'arcivescovo, sì, Sua Eccellenza Luigi Renna, ma chi ha visto, qual è stata la prima sensazione?
diciamo che l'emozione più grande per me, primo presentarla in modo così ufficiale, ma l'emozione più grande è stata alla fine del video, quando tutti si sono alzati per applaudire del risultato e di quello che hanno ascoltato e visto. Penso che solo questo basta per dare questa emozione grande. E allora io, sa a chi mi voglio rivolgere? Mi voglio rivolgere ai devoti, ai giovani devoti, perché noi godiamo nella nostra diocesi la presenza di volti giovani che venerano questa santa durante i giorni della festa. Desidero rivolgermi a loro. Anch'io sono stato giovane, anch'io ho dato un mio contributo sin da ragazzo. Oggi comincio a essere più grande, ma sono nati gli amici del Rosario che invitano alla preghiera, sono nate delle vocazioni sacerdotali. Quello che desidero dire ai ragazzi, ecco, attingiamo a queste nuove possibilità come l'intelligenza artificiale, usiamola nel miglior modo possibile e nel contempo dico ancora ai giovani: amate Sant'Agata, amate la città di Catania perché è nostra e dobbiamo coronare con l'esempio della nostra vita. Questo è un messaggio veramente particolare, toccante, perché è indirizzato ai giovani che sono poi il futuro. Le iniziative non finiscono perché insomma continuano e proseguono tutto l'anno, tutto il mondo che ruota attorno a Sant'Agata, poi specialmente per quest'anno che è l'anno diciamo, del giubileo di Sant'Agata. C'è un altro evento che stasera viene celebrato. Sempre in occasione del giubileo agatino, nella monumentale chiesa di Santa Maria dell'Indirizzo verrà presentato un convegno con la descrizione della chiesa dell'Indirizzo e anche la storia dei carmelitani a Catania, perché la chiesa dell'Indirizzo è una chiesa carmelitana, ma per coronare il tutto è proprio già ieri sera è arrivato da Roma lo scapolare di Giovanni Paolo II, quindi questa sera alle ore 19 nella chiesa Santa Maria dell'Indirizzo avremo anche la possibilità di venerare lo scapolare di Giovanni Paolo II, devoto alla Madonna del Carmelo. Insomma, mi pare che ci sono tante iniziative che proseguono e poi insomma noi saremo presenti per ricordare queste iniziative nei giorni immediatamente dei festeggiamenti agatini d'estate, insomma di metà estate. Abbiamo visto questo per qualche momento questo documento alla scoperta di una fanciulla di nome Agata. Ma il link c'è, è disponibile. È disponibile aperto a tutti. È un dono che ho fatto alla mia diocesi, un dono che ho fatto alla mia città, quindi il link è possibile vederlo nell'Arcidiocesi di Catania, ma un po' su tutte le pagine, quella degli Amici Rosario della Basilica Cattedrale, quindi chiunque può averlo e ne può fare uso nelle scuole. Può farne uso come evangelizzazione nelle chiese, anche per il catechismo e perché no, anche per i turisti che ci raggiungono a Catania. Insomma è a 360 gradi l'utilizzo disponibile di questo breve documentario di una ventina di minuti alla scoperta di una fanciulla di nome Agata, grazie al dottore Giuseppe Claudio Carbonaro che ha ideato questo video, ma che si è avvalso anche di tanti collaboratori per la realizzazione finale. Davvero grazie buon lavoro, in bocca al lupo. Adesso noi ci dobbiamo fermare perché Buongiorno Sicilia ama saltare da un tema all'altro. Fra pochissimo parleremo dei monopattini, delle nuove regole dei monopattini, come è stato il primo fine settimana con queste nuove regole a Catania, e lo faremo con il vice comandante della Polizia Municipale proprio di Catania, Stefano Blasco. Restate insieme a noi. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il contesto sarà a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo dei fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud. Diamo uno sguardo in Sicilia, dove in generale sarà un martedì stabile, ben assolato, solo con qualche nuvola di passaggio. Locali disturbi interesseranno il Messinese, dove sarà possibile qualche piovasco. Le temperature massime diurne in generale saranno anche gradevoli, fino a toccare
toccare localmente anche i 23-24 gradi. Diamo uno sguardo adesso alla situazione per la giornata di mercoledì, dove l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Una giornata dunque ben assolata, con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole. Attenzione al vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime tenderanno localmente a guadagnare qualche grado. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. E allora abbiamo visto le previsioni meteo e do il bentornato, perché è già stato nostro ospite qui in studio, al vice comandante della Polizia Municipale di Catania, Buongiorno. Stefano Blasco. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, ci siamo messi alle spalle questo fine settimana che segnava l'inizio, diciamo, di una nuova regolamentazione del mondo dei monopattini. Sì, Una prima parte, attenzione perché ancora non è completa, perché poi a luglio, se non ricordo male, ci sarà l'obbligatorietà dell'assicurazione. Sì, mi piacerebbe fare un piccolo excursus storico, perché noi, se abbiamo memoria, il monopattino nasce e viene diffuso in maniera con tanto di promozione e agevolazioni da parte dello Stato nel periodo, se ricordate, della pandemia, in cui bisognava favorire il distanziamento sociale e promuovere quella che era la micromobilità. Poi dal punto di vista legislativo, forse anche con tanta ideologia dietro, si è provveduto a regolamentare questo mondo, dimenticandosi però che vi sono tantissime altre situazioni un po' al limite, come quelle delle e-bike, dove vediamo delle biciclette che sono delle finte biciclette, ma in realtà sono dei motorini elettrici, e quella è la piaga più grande. Così come adesso voglio porre l'accento su un problema che ci ritroveremo per il futuro, che già a Palermo è diffusissimo, quello dei monoruota. Non so se qualcuno li ha mai visti. I monoruota non sono assolutamente regolamentati, e ce ne sono tantissimi, e saranno sempre di più. Una sorta di monopattino che viaggia però su una ruota, e sì, ci sì. sono ci si appoggiano i piedi sull'unico... Sì, quello è un mezzo, anche quello, però di micromobilità, se vogliamo dire, ancora più deregolamentato e difficilmente regolamentabile. Ora, lo sforzo che lo Stato ha prodotto con decreti e con decreti esecutivi per regolamentare i monopattini, in un certo senso, per quello che è il tipo di mezzo, per come è nato proprio un mezzo minimale per muoversi, è un intervento legislativo che mal si concilia. Adesso facciamo un esempio. Il 16 scorso finalmente sono entrati in vigore i targhini cosiddetti, i contrassegni. E l'obbligo anche del casco, no? L'obbligo del casco è già da prima, già da un bel po'. Però... gradualmente si fanno per step queste regolamentazioni. Il targhino è stata una cosa che effettivamente ha sorpreso molti, perché intanto non è immediatamente disponibile, a volte bisogna anche attendere che venga prodotto. È collegato al chi lo acquista, quindi il targhino identifica la persona e non il mezzo, ma la cosa sorprendente è che le dimensioni del targhino non si adeguavano a quelle che sono le dimensioni dei monopattini, perché non avevano lo spazio sufficiente per attaccarlo dietro, non lo avevano nemmeno per attaccarlo sul piantone davanti, perché ricordiamo può essere o a posto dietro o davanti, e poi è una sottilissima pellicola adesiva che può essere attaccata una volta e poi se si stacca si distrugge. E quindi uno che deve rifare tutta la pratica? Certo, sì. Questo è un inconveniente non da poco. Sì, perché non è stato previsto un portatarga. Quindi per questo dico, quando si va a regolamentare magari si potrebbe adattare a poco a poco, credo che come tutte le cose poi si trovano i rimedi. Sul casco devo dire abbiamo avuto una bella risposta, perché proprio grazie al nostro nucleo smart, cioè i vigili che dal 1° marzo, voglio ricordare, stanno monitorando l'isola pedonale. Grazie al gruppo Smart abbiamo fatto un grande lavoro di prevenzione. Questi ragazzi di questo gruppo, oltre che lavorare sulla sosta, lavorano soprattutto anche sui monopattini e su come la gente circola. Abbiamo fatto tantissime contravvenzioni per l'uso del casco. E devo dire che se si va in centro storico, un buon 90% delle persone che usano il monopattino usa anche il casco. Senti, io le volevo fare un'osservazione, Prego. perché molti lamentano a proposito del casco
obbligatorio il fatto che intanto chi deve avere il casco? L'utente che utilizza? Tutti gli utenti che utilizzano. Oppure lo deve mettere a disposizione l'azienda nel caso in cui venga nel noleggiato? caso in cui c'è un fruitore di un monopattino a noleggio, è giusto sapere che il Comune di Catania ha fatto un bando a cui hanno aderito, sono stati appunto ammessi 2 o 3 ditte, e queste ditte hanno l'onere, che è generico, di assicurare la marcia del veicolo nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge. Questo pone in capo alle ditte, in un certo senso, l'onere di procurare il casco a chi è fruitore non lo fa ancora in modo esplicito, e in questo stiamo lavorando proprio per avere un'applicazione rigida, perché comunque le condizioni di sicurezza sono con il casco, quindi stricto sensu dovrebbero già loro prevedere il casco in dotazione. Ora, personalmente io che arrivo davanti non userei un casco usato da tutti. Allora che succede? Buon senso vorrebbe che se io decido di usare un monopattino durante la giornata, sia esso quello mio oppure quello a noleggio, mi doterei di un casco mio personale, lo userei sempre perché è mio. Però noi dobbiamo comunque, e proprio in queste settimane stiamo lavorando a questo, dobbiamo fare in modo che la ditta metta a disposizione un casco, assolutamente. Nel caso Quindi, che deve essere solidale al mezzo, e deve essere la possibilità di riagganciarlo al mezzo alla fine. E quindi, diciamo, chi noleggia questo monopattino deve anche avere deve trovare. C'è un altro problema, lei l'ha accennato in qualche modo, dice il casco è personale, una cosa, ma questo casco andrebbe sanificato in qualche modo. Queste sono queste attualmente le criticità del servizio, perché ripeto, la iperregolamentazione poi che viene da un periodo di sostanziale anarchia, perché insomma si è promosso l'utilizzo del monopattino, però oggi non c'erano le regole. Non c'erano regole. Adesso introdurre le regole in un mondo che già è abbastanza sviluppato diventa laborioso. Diventa complicato. Ma ci dobbiamo riuscire. Lei ha fatto accenno in qualche modo al vostro gruppo, a questo gruppo Smart, che lavora soprattutto nelle zone dove c'è l'isola pedonale e dintorni. Io ci tengo molto a parlare di questo lavoro che io e il comandante stiamo facendo per innovare. Lui si occupa tantissimo dell'innovazione tecnologica, e brillantemente, perché stiamo lavorando moltissimo sulla videosorveglianza e su tante altre innovazioni, però sul patrimonio umano stiamo lavorando soprattutto su 3 direttrici. Abbiamo questo servizio Smart che è cominciato neanche da 2 mesi e mezzo, e che se vogliamo utilizzare l'indice delle contravvenzioni come indice di attività, come indice di sorveglianza del territorio, ha già fatto qualcosa come 2000 verbali in 2 mesi e mezzo. Numeri da rilevatori automatici in un certo senso, perché comunque devo fare loro un plauso perché sono estremamente entusiasti, estremamente scrupolosi, e fanno questo lavoro con grande coscienza. Il vostro gruppo da quanti agenti è composto? Questo gruppo è composto da una ventina di ragazzi che a turno fanno delle pattuglie di mattina e di pomeriggio. Un altro gruppo di cui siamo veramente orgogliosi è quello della polizia giudiziaria. Abbiamo fatto un nucleo di ragazzi, la maggior parte di loro come ex militari, che sfruttano un grande patrimonio di conoscenze, che stanno lavorando moltissimo contro i parcheggi abusivi e tutte le forme di microdelinquenza che caratterizzano il nostro territorio. E infine un'altra cosa che stiamo finalmente rinverdendo è il nucleo motociclisti, che sta finalmente avendo continuità con un turno la mattina e il pomeriggio, e cominciano a intervenire anche lì sul codice della strada e sulla viabilità cittadina. Allora, io la ringrazio intanto per le informazioni preziose che ci ha regalato questa mattina. Sappiamo che il mondo dei monopattini ancora avrà una evoluzione, è in crescita, e quindi... Poi ci sarà il giorno 16 giugno ci saranno le assicurazioni obbligatorie. Anche lì le assicurazioni stanno vedendo cosa fare, perché che tariffe applicare, perché obiettivamente un mezzo che nasce come mezzo tra virgolette povero non può chiaramente avere un'assicurazione che supera il valore del mezzo stesso, quindi come premio assicurativo. Anche lì ci sarà un po' da vedere. C'è tutto un mondo da scoprire. Esattamente. Grazie per essere stato con noi, a Stefano Blasco, che è il vice comandante della Polizia Municipale di Catania. Buon lavoro. Grazie. Adesso ci fermiamo perché fra poco andremo a parlare
con i ragazzi e non solo con i ragazzi del Boggiolera liceo di Catania. Eccoli qui, li vediamo già inquadrati, c'è anche un insegnante. Questi ragazzi sono pronti per una bellissima avventura di cui parleremo fra pochissimo. Restate con noi e Buongiorno Sicilia torna fra pochissimo. Allora, avete già visto il nostro Edoardo Sergi con una bella squadra che è quella del liceo Boggiolera, squadra che ama evidentemente le innovazioni, la robotica, la tecnologia, e per questo rappresenteranno l'Italia a RobCup 2026. Intanto vengo da te, ci presenti i tuoi ospiti. Squadra che vince non si cambia, perché questi ragazzi da anni comunque sono impegnati nell'innovazione, nella robotica, e tutto ciò accade grazie al professore Maccora che è qui insieme a me. Ma ora andiamo a presentare anche i ragazzi e quello che stanno facendo. Però ci sono qua 6 mesi di lavoro, e la cosa particolare, Angelo, è che questo è uno scientifico, non è un istituto tecnico, e quindi ora andremo a capire anche da dove nasce questa passione anche fuori dall'orario scolastico, quindi è una cosa bellissima. Professore, per andare però a Seul serve qualcosa. Partiamo intanto da questo, da un appello che possiamo fare a tutti i nostri telespettatori siciliani, e poi andiamo un po' ad approfondire quello che è un bellissimo progetto. Sì, io sono il professore Maccora, sono mentor della squadra Revenant che si è formata nel 2023 e ha avuto successi sia nel nazionale che a livello mondiale e europeo. Adesso abbiamo questa nuova avventura, è un'avventura estremamente dispendiosa per un liceo come il nostro, che non gode di grandi finanziamenti esterni, e quindi ci appelliamo ovviamente al territorio, alle persone che vorrebbero sostenerci perché vedono in noi diciamo, la possibilità di una proiezione futura anche di questi ragazzi che hanno tanta passione, tante motivazioni. In passato i ragazzi che hanno frequentato il gruppo di robotica poi hanno seguito, diciamo, proseguito nell'università con ingegneria elettronica, ingegneria dell'automazione robotica, informatica applicata all'intelligenza artificiale. Quindi io ho tanti feedback che tornano dal passato e che mi dicono che è giusto andare avanti e impegnarsi perché questi ragazzi trovino appunto un orientamento diciamo, che è ispirato dalla loro passione. Come funziona questo crowdfunding? Allora noi abbiamo attivato vari canali, varie modalità per poter sostenere la squadra. Purtroppo alcune sono un po' farraginose, come la piattaforma ministeriale Idearium, infatti pochi sono riusciti a donare da lì. Invece ci siamo attivati attraverso il nostro portale Argo, che è praticamente il gestore del registro online, per pagamenti online che sono molto più semplici. E abbiamo adesso un banner sul nostro sito del liceo in cui pubblicizziamo questo link, e con pochi passaggi è possibile donare cifre minime, irrisorie, ma anche chi vuole può donare anche di più. Edoardo! Ed è un banner aperto sia agli esterni che alle ditte. Angelo. Vi chiedo scusa, sì, semplicemente per chiedere, ma per realizzare questo progetto, per poter arrivare a Seul, come diceva il nostro Edoardo, quanto serve in maniera concreta perché si possa fare il tutto con tranquillità? Sì, noi abbiamo chiesto dei preventivi. Ovviamente la situazione diciamo attuale non è delle migliori. Ci hanno fatto un preventivo, il minimo di 12.000 euro, più dobbiamo pagare circa 1.200 euro di iscrizione della squadra e di registrazione alla gara. Essendo un mondiale, è chiaramente una manifestazione che coinvolge squadre provenienti da tutto il mondo, si prevede 3.000 studenti che provengono da tutto il mondo, ed è inserita all'interno di una manifestazione che riguarda anche le università e le industrie. Quindi è diciamo, un evento grandioso per loro. Per i ragazzi sarà un viaggio nel futuro, perché la Corea del Sud è sicuramente all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Comunque le esperienze passate ci hanno detto che ogni volta che si va si imparano un sacco di cose, ci si
confronta con gruppi che ovviamente sono più avanzati tecnologicamente di noi, e quindi abbiamo tutto da imparare da lì. E insomma noi vogliamo far andare questo team Revenet a Seul, ma allora presentiamo tutti i ragazzi, perché qua alla mia destra c'è il capitano, la capitana se così si può dire, che è Maoddo, e la cosa interessante, Angelo, che non sono tutti i ragazzi di quinto, perché poi abbiamo Simone Previti, che è l'unico di quinto anno che si occupa della programmazione, Giovanni Misenti del terzo anno, responsabile della meccanica, e Andrea Consalvo, che anche tu sei del terzo anno e si occupa del design. Io ora farei un po' parlare le immagini, perché qua dietro di noi abbiamo quelle che sono un po' delle cose importanti nell'universo cinematografico della Marvel. Allora andiamo a presentarli. Qua abbiamo l'occhio d'Agamotto, che indossa Doctor Strange e che dentro ha la gemma del tempo. Allora come funziona, Emma? Spiegacelo tu. E poi andiamo a presentare anche qua il guanto di Thanos, abbiamo Visione, Iron Man e poi quello è il bellissimo, il martello di Thor, il Mjolnir, ma spiegheremo dopo come funziona. Partiamo con questo occhio di Agamotto. Come funziona, Emma? L'occhio di Agamotto è basato su un riconoscimento di gesti, cioè noi facciamo il gesto di Doctor Strange che fece nel film, ovvero così, e la gemma si apre e si accende una luce al suo interno. Alla fine, dopo che si accende la luce, arriva il cattivo Thanos che preleva la gemma e va ad attaccare gli altri membri sul palco. Poi abbiamo il guanto dell'infinito, che ora lo faremo vedere, che è proprio il guanto che usò Thanos per sconfiggere il mondo. Quando qua, sempre con un riconoscimento di gesti, riconosce dei nostri gesti, rimettiamo le gemme e facciamo uno snap delle dita e il guanto esegue lo stesso movimento che facciamo noi. Alla fine della nostra performance il guanto è capace di seguire tutti i nostri gesti, prendendo in giro magari il palco e gli eroi sconfitti da Thanos. E poi abbiamo il nostro rover Visione, che è la guida, diciamo, della nostra performance, che ha la gemma della mente incastonata qui e si muove attraverso sempre una serie di gesti, si può muovere in avanti, indietro, può girare, e poi ha una telecamera qua sopra che in base al gesto che facciamo riconoscere si possono attivare varie cose sul palco. Delle aggiunte per la nuova gara, per il mondiale, sono il braccio di Iron Man che stiamo ancora sviluppando ora e il casco di Iron Man. Il braccio si costruirà proprio sul braccio di uno di noi membri della squadra e il casco, appena riceve un segnale da qualcuno, si aprirà e si chiuderà. Infine abbiamo il martello di Thor, che ha una telecamera poggiata qui e in base al riconoscimento dell'iride riesce a riconoscere chi è degno o chi non è degno. Quando riconosce l'iride di chi è degno ruota sul posto attivando il martello, quando riconosce l'iride di chi non è degno c'è una luce dentro che lampeggia per simboleggiare che non si è attivato il martello. Secondo la leggenda di Odino, che dice proprio che questo martello può essere sollevato solo da chi è degno, e tutto ciò viene fatto con questa stampante 3D che abbiamo qua accanto a noi, che insomma aiuta i ragazzi, anche soprattutto fornita dalla scuola, a sviluppare tutti questi bellissimi progetti. Professore, ritornerei da lei per dire che questa squadra non è la prima volta che partecipa a dei mondiali, ma anche a degli europei, e insomma l'abbiamo detto prima, squadra che vince non si cambia, sono tutti molto esperti di questo settore, però anche gli anni scorsi comunque sono state fatte delle cose importanti. Ci vuole raccontare brevemente cosa è stato fatto? Sì, è stata una squadra che subito si è imposta, perché alla prima partecipazione nel 2024 sono arrivati secondi al nazionale con un progetto che è ispirato al mito di Samarcanda, quindi una lotta fra l'eroe e la morte, l'eroe che eternava se stesso contro la morte. È stato molto apprezzato, sono arrivati secondi e si sono qualificati per il mondiale ad Eindhoven, dove si sono qualificati fra i primi 10. Poi hanno avuto l'esperienza l'anno scorso con dei bracci robotici con vari gradi di libertà, sono andati all'europeo e sono arrivati quarti all'europeo. Però questi ragazzi interpretano anche dei ruoli, allora chiederei, perché tu ce l'hai spiegato prima, no? Qual è la storia? Perché dietro tutto questo c'è una storia che riprende appunto quello della Marvel, però ce l'hai spiegato tu, no? Cosa succede? Brevemente, raccontacela.
Sì, praticamente noi abbiamo fatto una rivisitazione della storia degli Avengers, infatti abbiamo tratto ispirazione giusto per i personaggi e gli elementi della scena. Quello che noi rappresentiamo è un inganno, l'inganno di Thanos che si maschera da Doctor Strange per cercare di rubare nuovamente le gemme dell'infinito e raggiungere finalmente il suo obiettivo di dimezzare la vita nell'universo. Quindi quello che noi abbiamo voluto reinterpretare è proprio questo furto delle gemme come un inganno. Poi voi ragazzi recitate anche, no? Perché durante questa esibizione c'è una sorta di recita, no? Sì, allora diciamo che è tutto anche recitato e improvvisato anche sul palco sul momento. Ci sono delle scene, per esempio, quando Emma, che interpreta Thanos, si rivela e schiocca le dita per spolverare via metà dell'universo, noi appunto recitiamo, facciamo anche finta di cadere come per morire, ecco. Da dove nasce l'idea di questa bellissima cosa, soprattutto della storia che volete rappresentare a Seul? Allora, nasce in realtà in una bellissima giornata di mare dove eravamo tutti insieme raccolti appunto in un bar e niente, ci è venuta quest'idea di rappresentare quelli che erano gli eroi che comunque ci ispiravano da bambini. Allora Angelo, io chiudendo ti dico che noi speriamo che questi ragazzi possano andare a Seul, facciamo un appello veramente a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento, perché il team Revenant dopo 6 mesi di lavoro, ma dopo anni di lavoro, si merita assolutamente di partecipare alla RoboCup 2026, insomma noi auguriamo a questi ragazzi in bocca al lupo, ma insomma questo gruppo penso che andrà avanti, perché la cosa bella è appunto che solo un ragazzo è di quinto anno e poi tutti gli altri insomma sono ancora pronti per crescere, per partecipare gli anni prossimi, chiedo scusa, ad altre iniziative. Quindi noi abbiamo visto le immagini di questa bellissima iniziativa e insomma speriamo che Thanos non possa sconfiggerci tutti e che i ragazzi possano andare a Seul e magari anche provare a ottenere un risultato sicuramente positivo. Allora in bocca al lupo ai ragazzi del liceo Boggiolera, come hai fatto tu rilanciamo l'appello perché possano essere sostenuti. Basta andare sul sito della scuola, sul sito del liceo Boggiolera di Catania, c'è questo banner per poter fare delle donazioni e garantire dunque la possibilità ai ragazzi di poter partecipare a quello che è un evento certamente a livello internazionale, RoboCup 2026. In bocca al lupo ragazzi, continuate a crederci, continuate a credere in quello che fate, grazie anche al supporto degli insegnanti della scuola che diciamo vi accompagnano e sono accanto a voi in questo percorso. Grazie Edoardo, adesso torniamo in studio solo per pochissimi istanti, è il momento dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi la Luna e Venere sono congiunte. Cosa combineranno le signore dello zodiaco? Ebbene, scopriamole insieme. Ariete, mentre Marte è all'ultimo grado del vostro segno zodiacale e sta per uscire, Venere e Luna combinano un po' degli scherzi in amore, nulla che con la vostra geniale comunicativa non riuscirete comunque a fare rientrare e riprendere. A volte in amore c'è anche lo scherzo. Toro, per voi oggi, mentre Marte si avvicina e il Sole sta per uscire dai vostri gradi, ecco, siete in mezzo a due fuochi, vi sentite di nuovo molto forti, molto stabili, possenti, con voglia di fare, e comincia un periodo in cui darete il massimo di voi stessi in ogni direzione. Gemelli, è interessantissimo vedere come i vostri gradi zodiacali per adesso producono delle magie. La congiunzione della Luna e di Venere nel vostro ultimo grado che vi suggerisce che ora che è cambiato tutto a livello lavorativo, anche l'amore è una realtà possibile. Cancro, stanno arrivando Venere e la Luna e voi fibrillate, sono sicuramente i vostri pianeti preferiti. Pensate a quando si congiungeranno al Giove che ospitate alla fine del vostro segno. È previsto un periodo florido, bellissimo in amore. I Cancro single hanno una grande possibilità di innamorarsi, quelli già in coppia saranno ancora più felici. Leone, una giornata oggi che vede Marte cominciare a dare fastidio, ma poco importa visto che il Sole si sta dirigendo assetato di novità nell'amico Gemelli, per cui oggi intuirete che basta solo saper aspettare un po' e tutto sarà di nuovo bello e sorprendente. Vergine, per voi oggi ci sono 1000 cose da fare, ma sta arrivando la potenza di Marte a darvi energia, forza, coraggio e anche un tono un pochino più rigorista per voi.
Venere invece dal canto suo, con la congiunzione della Luna, continua a farvi sognare, immaginare un mondo bellissimo. Bilancia, per voi la situazione si complica un po' ora che Venere sta per saltare in Cancro e la Luna si congiunge, quindi un'immensa potenza che vi ricorda che forse ogni tanto dovreste occuparvi di voi stessi, la parte mentale e pratica, Urano, Mercurio e Sole sono tutte dalla vostra parte. Scorpione, per voi oggi è una giornata abbastanza complessa, proprio perché siete un bivio e dovete prendere una decisione, se agire in un modo o piuttosto in un altro. Seguite l'istinto, non vi tradirà. Sagittario, per voi oggi il cielo dà un monito importante, ci sono troppe incomprensioni in amore ed è il caso di parlare un po' col partner per non fare andare il rapporto a detrimento, e sicuramente riuscirete a trovare le parole giuste ora che Venere e la Luna anticipano di non essere più nemiche. Capricorno, per voi il cielo è una vera e propria magia per adesso. Marte, uno dei vostri pianeti preferiti, sta per lanciare dei segnali molto positivi. Cosa vi vuole dire? Di agire. Ora è tempo realmente di fare sul serio. Acquario, per voi oggi è una giornata molto importante proprio perché vi verrà detto qualcosa di molto gratificante e sicuramente saprete cogliere l'attimo per gestire una situazione in maniera efficace, subitanea e geniale come sempre. In amore, giochi di fuoco inaspettati. Pesci, i pianeti cominciano a essere più morbidi, è una promessa di Luna e Venere che vi assicurano romanticità. Siete ancora un po' troppo fissati con un caos imperante intorno a voi che ci tenete a risolvere anche per una più corretta sistemazione familiare e per dei tempi e delle modalità che non vi obbligano più di quanto già non lo siete. Allora, questi dunque i consigli del nostro Marco Amato. Adesso torniamo da Lorena per chiudere la nostra rassegna. Sì, e chiudiamo con il Salone del Libro, la fiera di Torino, un salone, ci scrive La Stampa, che piace ai ragazzi, era tra l'altro dedicato proprio a loro. Il salone è salvato dai ragazzini, l'hanno frequentato, instagrammato, raccontato, amato e soprattutto affollato. Erano tantissimi, lettori allegri, attenti, colorati, informati, confermato dei numeri, 34.500 studenti sono stati alla fiera del libro nell'edizione a loro intitolata ispirata al libro di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, quindi non soltanto iPad e cellulari, ma torna anche il libro così come lo intendiamo noi, tenuto in mano. Grazie a Lorena, buona giornata a tutti voi, Lorena, che ritroveremo nei prossimi giorni con la rassegna stampa Buongiorno Sicilia. Noi ci fermiamo qui, fra poco vi lascio i programmi della rete. Dobbiamo ringraziare chi ha lavorato stamattina con noi in regia, con Francesco Gigante, anche Fabrizio Rizzo e Angelo Pandolfo, Roberto Stramondo ed Alessandro Pantano, in redazione Giusy Lazzaro, Edoardo Sergio, avete visto, assieme a Carla Previtera, che ogni giorno ci forniscono il materiale per poter regalare a tutti voi chiaramente la trasmissione. È tutto, ci fermiamo qui, appuntamento a domani come sempre alle 8.